Boglietti? Boglietti, chi è senza boglietto? Giovano, facciamo i boglietti. Per favore andate avanti che c'è posto in corridoio. Sto a Lucana stamattina, in bunde 7 songhi e 2. Militare, scendi da loro, non si sta sullo staffone. Mio signore, scendana, si è seccato cannarone. Sono venuto sopra il tram che pesavano quintale. Ma se vado di questo passo, mi ricovera all'ospedale. Chiama avanti, din din, tieni in mano, da. Un momento, la porta, con il signore da Saghi. Ma chi è? Non lo conosci, è l'ispettore Guardarulo. Mentre dici che si scappa un trollo. E ti affermai, non la posso fare sta vita. Io mi devo licenziare. E ammannanti, ammarrete, ma dai, a dove tu? Non mi fide proprio più. Scappa un trollo, nata vo. Tieni in mano, la fune è corta, tieni in mano, un trollo è storto, mannaggia chi per dire. Io mi devo licenziare. Stamattina sale in tram una cafona con 2 banchi, 2 mappate, 4 ceste, una valigia e 5 sacchi. Ha occupato la piattaforma tutta quanta, sana, tutta la roba, non ci capivo. E m'ha dei Pac-Man, ma ha pigliato po' fa chi? Bella figa, io te ne caccio, si mi dai sti Pac-Man, io e biglietto come faccio? Fanculo, sono 3 ore che è pronto sto piatto, fanculo. Affanculo, tu è sorda. Ti ho detto tante volte che tu nella sala non devi entrare, hai capito? Che non sei cinese. La gente se no non ci crede che questa è una cucina cinese. Si credono che mangia la roba delle scatolette. Perché te sei cinese? E chi ci azzecchi? Io sono napoletano, i napoletani stanno dappertutto. C'hanno il pedigree internazionale, c'hanno. Ma vai, schiavo, vai. Butta giù le mani che te taglio come una cipolla. Mazza, e ne manco mi metto a piangere. Chiama avanti, din din, tieni in mano, da. Dove andate con queste sport? Giovino, ma che volete fa? Ma che le robe che si mangia, su che ci si reffa solo. Mentre dici che si scappa un trollo. E ti affermai, non la posso fare sta vita. Io mi devo licenziare. E ammannanti, ammarrete, ma dove tu? Non mi fide proprio più. Scappa un trollo, nata vo. Tieni in mano, la fune è corta, tieni in mano, un trollo è storto, mannaggia chi per dire. Io mi devo licenziare. È una pena, non dormire, una tortura quando piace. Poi ci stanno i giovanotti che si pigliano nei passaggi. L'altro giorno in corridoio stavo a fianco a una bambina, uno studente di Davos mi scambiava la signorina. Mio signore, tu sta fermo, in un so che la signorina non bene con la canzone, ma l'hai fatta una mappina. Questa è una multipla a 6 botte. L'anno scorso costava 2000 lire. Oggi il criminale ne voleva 3. Voglio vedere dove vuole arrivare questo. Questo è il ragioniere d'Alessandro. Ha fatto un'altra volta la barriera di fuoco a 3 livelli. Io poi vorrei sapere tutti questi soldi a questi che gli ha dato. Quello lavora al comune, al reparto cimitero. Se no guadagno 1 milione al mese. Io poi dico al cimitero che si può rubare i morti. Se si pensa che ogni bengala costa 3.000 lire, ne mette 20 per figlio, 3 per 2 6, 6 per 3 18. Sono 180.000 lire. Cose da pazzi. Chiama din din, tieni in mano, da. Il biglietto se l'è fatto. Ma come faccio a fare? Sanno fatto tanta gente, non lo faccio, sto qui solo. Mentre dici che scappo un trollo e ti afferma. E non la posso fare sta vita, io mi devo licenziare. E ammannanti, ammarrete, ma raga, ma rovo tu. Non mi fido proprio più, scappo un trollo, nata vo. Tieni in mano, la fune è corta, tieni in mano, un trollo è storto. Mannaggia di bambino, io mi devo licenziare.